Buongiorno. Giacomo, piacere, segretario di Circolo di Milano Veneto. Benvenuta. No, grazie a te di essere venuta qua. Questo è il grande Giacomo. Meravigliosamente, siamo partiti da un bel pranzo e adesso siamo qui con queste persone a Mogliano Veneto per cercare di ricostruire, ridare un'anima, una visione chiara a questo Partito Democratico che ha tanto bisogno di cambiare. Siamo qui per questo, per rinnovare il gruppo dirigente, ma soprattutto per ridarci una visione che parli di diseguaglianza, che parli di come rilanciamo una conversione ecologica che accompagni sia le imprese che lavoratrici e lavoratori alle trasformazioni che ci servono per ritrovare equilibrio col pianeta e che parli anche insomma di come restituire dignità al lavoro. Guarda, perché in questi viaggi per l'Italia sto scoprendo tanti giovani che hanno voglia di impegnarsi in politica, che si avvicinano per la prima volta al partito per darci una mano a cambiarlo, ma tanti hanno difficoltà perché il lavoro è troppo precario in Italia, ci sono troppi contratti a termine, bisogna limitarli, bisogna introdurre un salario minimo, che è una grande battaglia che con il Partito Democratico stiamo facendo anche in Parlamento, e poi bisogna riuscire anche a, eliminare quelle diseguaglianze di genere che colpiscono le donne. Io leggo oggi Giorgia Meloni che parla di sostenere l'occupazione femminile. Intanto questo governo, da quando è in carica, nella manovra ha deciso di colpire le donne, restringendo opzione donne, colpendole sulle pensioni e discriminandole a 60 anni a seconda del numero di figli che avevano avuto. Non è questa la strada per aiutare le donne. La strada per aiutare le donne, soprattutto sull'occupazione, è fare un congedo paritario pienamente retribuito come in Spagna, che redistribuisca anche il carico di cura che nelle nostre famiglie purtroppo grava soprattutto sulle loro spalle, tenendole a freno. Quindi abbiamo proposte molto concrete su come far ripartire il paese. Facciamo opposizione a questo governo visto che abbiamo perso le elezioni, ma è per noi una grande occasione di partecipazione anche per ricostruire e ridarci nuova linfa e soprattutto nuovo slancio. Lei rappresenta un partito che in questo momento è abbastanza in crisi, incontra immagino molti giovani, che cosa le chiede? Beh, ritrovare un'identità chiara. Io mi sono candidata alla segreteria del Partito Democratico con l'idea che questa comunità abbia bisogno di essere, tenuta insieme anche nel suo pluralismo, ma senza più rinunciare ad una direzione chiara, comprensibile, che parli anche di quelle fratture che sono aumentate durante la crisi economico-finanziaria e durante la crisi pandemica. Abbiamo bisogno di investire maggiormente nella sanità pubblica, universalistica, non solo degli ospedali di qualità nelle città, ma proprio nei quartieri, nei territori interni, nelle aree montane, dove se mancano i presidi di cura le persone vivono il loro diritto alla salute come un diritto a metà. Bisogna investire sul nuovo welfare che si prenda cura delle persone più anziane, delle persone con disabilità, perché investire in questi servizi ha una doppia convenienza, vuol dire da un lato ridurre i divari, dall'altro però aiutare le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e dare lavoro di qualità in quei servizi, ecco, magari liberando il tempo di troppe donne che appunto scelgono di non lavorare perché non hanno la possibilità di, di affidare le persone amate alle cure di servizi di qualità sul territorio. Quindi di questi temi stiamo parlando perché le persone ce li pongono come prioritari. A chi pensa che siano temi radicali rispondo che sono centrali nelle discussioni delle famiglie che in Italia stanno oggi più soffrendo e che stiamo incontrando un po' in tutto il paese da nord a sud. Grazie mille, buon lavoro. Scusi una cosa, il voto dei giovani diventa una cosa molto importante, lei è una persona molto giovane, come pensa di arrivare al loro cuore, ma soprattutto al cuore anche di chi sta loro vicino? Non trattandoli più con paternalismo, ascoltandoli per davvero, cercando di costruire un futuro migliore anzitutto con i loro occhi e con le loro competenze e le loro speranze. Il 62% dei lavoratori più giovani under 24 in questo paese conosce solo contratti precari, solo contratti a termine. E a loro che pensiamo quando diciamo facciamo come in Spagna, limitiamo i contratti a termine e rendiamo più stabile l'ingresso nel mercato del lavoro, perché se entri precario resti precario. Investiamo nella scuola. Oggi il ministro Valditara ha detto cose preoccupanti su questo tema, hanno messo il merito nel nome del ministero
prima di occuparsi di garantire a tutte e tutti i bambini di questo paese analoghe opportunità di accesso ad un'istruzione di qualità. Noi crediamo invece che serva un grande investimento nella scuola, serva un grande investimento anche negli insegnanti, perché il loro ruolo sociale è stato spesso colpito, invece va ridata molta dignità a chi insegna e chi lavora in generale nella scuola. Noi crediamo insomma che quelle ragazze e quei ragazzi siano la speranza migliore per il nostro futuro e che hanno molto da dare. Aiutiamoli anche ad uscire da casa, perché il paternalismo insopportabile di chi dice che i giovani escono troppo tardi di casa e non si rende conto che il 13% dei lavoratori e le lavoratrici tra i 20 e i 30 anni non arriva a 900 euro al mese, io mi chiedo in che paese viva. Ecco, molti non escono di casa perché non hanno ancora la possibilità di farlo, e molti, dopo essersi formati nelle nostre università di qualità in questo paese, sono costretti ad andare magari in altri paesi perché i salari in Italia sono troppo bassi. È per questo che noi insistiamo, alziamo i salari, fissiamo un salario minimo, facciamo una legge sulla rappresentanza che possa spazzare via quei contratti pirata che condannano troppi settori alla precarietà. Ecco, questo vuol dire ascoltare le loro esigenze e provare a ricostruire con loro. Vi rispondo con le parole di Carlo, un rappresentante dell'istituto che l'altro giorno in un'iniziativa come questa a Milano ci ha detto: io sono qui per dare una mano, ti sostengo, non mi deludere perché di delusioni ne ho prese tante, quindi è una grande responsabilità, ma ha detto soprattutto che sono qui perché ho l'impressione che tu stia parlando con me e non di me. Ecco, questo è l'approccio che noi cerchiamo di avere per aprire e liberare le migliori energie anche dentro al Partito Democratico, dove troppo spesso i giovani e le donne sono rimasti schiacciati dalle dinamiche che sono più respingenti. Grazie. Buon lavoro. Allora, buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti a Mogliano Veneto. Per fortuna il tempo ci ha graziato, per cui il coraggio è stato premiato. Due ringraziamenti veloci per la giornata di oggi, ovviamente a Matteo Favero, a Vanessa, a Leone, che rappresentano parte del Comitato Veneto che sostiene appunto la candidatura di Elly per la segreteria del nostro partito a livello nazionale. Grazie anche per aver scelto la nostra città appunto per questo appuntamento in provincia di Treviso. Per questo abbiamo scelto uno scenario che per noi poteva essere l'ideale per rappresentare anche una candidatura come quella di Elly, che torna appunto a quelle che sono le radici della nostra storia. Qua siamo in un contesto, come vedete, popolare, siamo in un contesto dove purtroppo ci sono tantissimi negozianti che purtroppo hanno dovuto chiudere, ma siamo anche in un contesto dove c'è molta attività sociale, c'è molto volontariato che caratterizza e dà energia a molta della nostra società veneta, per cui proprio per rappresentare anche quelle che sono le caratteristiche che porta in sé la mozione che Elly porta al partito, abbiamo pensato di dedicare questo scenario della nostra città. Visto che ci dicono sempre che siamo un partito della ZTL, abbiamo portato la nostra candidata alla segreteria al di fuori dei salotti buoni e dentro nei contesti dove deve stare la sinistra, ovvero tra la gente. Non aggiungo altro perché penso che siate venuti tutti quanti qua non per ascoltare me, ma per ascoltare Elly. Grazie di essere qua con noi. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie anzitutto a voi di questa calorosa accoglienza. Nonostante abbiamo fatto una scommessa, l'abbiamo vinta, vinceremo anche il 26 febbraio, è il migliore auspicio. Quindi grazie di esserci ad un orario inconsueto. Ci tenevo a ritornare, perché per me è un ritorno qui a Mogliano Veneto, ci tenevo a conoscere la realtà che mi state presentando, ci tenevo naturalmente a ringraziare chi ha lavorato per organizzare questo momento insieme. Quindi naturalmente ringrazio il segretario, ringrazio Vanessa e Matteo, voglio anche ringraziare con un caloroso benvenuto due colleghi parlamentari che sono qui oggi con me, Chiara Braga e Alessandro Zan, che conoscete per questo territorio. Stiamo viaggiando insieme come una squadra per l'Italia per raccogliere i bisogni delle persone e per ascoltare la base di questo partito che ha bisogno di essere ascoltata di più, ha bisogno soprattutto di contare di più nelle decisioni che si fanno sia a livello nazionale che sui territori. È per noi simbolico essere in un luogo come questo. Noi vogliamo, l'abbiamo detto anche in queste ultime settimane, ci avete sentito, che di scolpire di nuovo nella bandiera del Partito Democratico il diritto fondamentale alla casa, il diritto fondamentale all'abitare.
vuol dire fare tanti passi in più, soprattutto di fronte a un governo, quello guidato da Giorgia Meloni, che ha fatto la scelta scellerata nell'ultima manovra di cancellare i fondi per l'affitto e per la morosità incolpevole che avevano aiutato noi, amministratrici e amministratori, e saluto tutti quelli presenti, a sostenere le famiglie che non riuscivano più a pagare l'affitto in questi anni. Io quando ero all'amministrazione in Regione Emilia-Romagna, avendo la responsabilità sulla casa, grazie ai fondi che mi arrivavano anche dal governo, oltre a quelli che mettevamo noi come regione, eravamo riusciti in mezzo alla pandemia, pensate, a triplicare quei fondi, a passare da 12 a 40 milioni, a renderli anche più equi, perché cosa facevamo? Non mettevamo in contrapposizione fragilità diverse. Se tu guardi in faccia un lavoratore o una lavoratrice che in cassa integrazione sta fronteggiando un calo del reddito di circa il 30-40%, è un problema, è un signor problema. Però è diverso dal problema che hanno avuto lavoratrici e lavoratori stagionali che magari quel contratto non l'hanno proprio visto e quindi di reddito in quei mesi hanno avuto zero. Pensate anche a lavoratrici e lavoratori di un settore particolarmente colpito, che è quello della cultura, dello spettacolo dal vivo. Se tu dai a tutte e tutti la stessa cosa, non riduci le diseguaglianze, le tieni lì, le fai crescere anzi, in prospettiva, ti vanno bene così. A me viene il dubbio che a questo governo le diseguaglianze di questo paese vadano bene così, perché non ne parlano mai. Guardate, anche oggi, le dichiarazioni del ministro Valditara sull'idea che ci siano delle scuole, diciamo, ricche e finanziate dai privati e quelle dei quartieri poveri invece dimenticate da Dio e dagli uomini, è un'idea folle che noi contrasteremo. La contrasteremo perché crediamo che la scuola sia il primo grande strumento di emancipazione sociale, che possa fare anche sbloccare quell'ascensore sociale che purtroppo in Italia da tempo è rotto e dentro cui le nostre nuove generazioni stanno soffocando letteralmente. Quali sono i grandi temi che mettiamo al centro? Dicevo, parlavo della casa, ma non a caso, perché siamo in un quartiere di case popolari. Guardate, noi abbiamo bisogno di investire molto di più sulle case popolari. Vi do un piccolo esempio di quello che siamo riusciti a fare anche in mezzo a una pandemia. Noi abbiamo messo 10 milioni di euro per fare le manutenzioni delle case popolari, perché non c'è bisogno neanche spesso di costruire e fare nuovo consumo di suolo. Io non so la situazione qui nel Veneto, però devo dire che da noi c'era un buon numero di alloggi che erano vuoti perché mancavano piccoli o medi lavori di manutenzione e nessuno ci aveva fatto un investimento. Ce l'abbiamo fatto, 10 milioni, abbiamo lavorato con i comuni, con le società di gestione delle case popolari e abbiamo dato insieme 7 mesi per dare quelle case a famiglie che stavano aspettando perché avevano diritto in graduatoria alla casa popolare ma ancora non ce l'avevano. Beh, ci prendevano quasi in giro perché era difficile fare i cantieri, era l'agosto del 2020, ricordate da cosa venivamo, lo ricordate bene soprattutto in un territorio come questo, no? Eppure, guardate, se la politica sceglie di fare un investimento in una direzione di maggiore equità sociale e si lavora con i territori, noi pensavamo di recuperare 500 alloggi con quell'investimento, ne abbiamo recuperati 731. Questo per dire che possiamo ricominciare a fare delle politiche abitative un altro strumento che migliora le condizioni materiali di vita delle persone che fanno più fatica. E non basta, diciamoci la verità, nemmeno quello, perché abbiamo tante famiglie in questo territorio ma anche in tutto il resto del paese che non hanno i requisiti per accedere alle case popolari, ma non riescono a stare agli alti prezzi degli alloggi a libero mercato. Ecco, anche lì ci vuole un più, diciamo, vigoroso intervento di intermediazione pubblica che possa, ad esempio, ricostruire la fiducia, convincere i privati a non lasciare vuoti e sfitti le proprie case e darle all'affitto calmierato, no? Con un aiuto magari ad esempio di investimento pubblico perché possa, diciamo, ritrovare domanda e offerta, ecco, perché altrimenti noi rischiamo di avere un sacco di persone che diciamo, hanno un affitto che gli mangia praticamente tutto il reddito. Voi pensate, prima citavo un dato, i giovani di questo paese hanno lavori talmente precari e pagati talmente male che il 13% di loro non arriva a 900 euro. Allora, in una città, non dico a Mogliano, ma dove vivo io a Bologna, con 900 euro se paghi un affitto fai fatica a pagare le bollette oggi e soprattutto non ci paghi le spese. Allora, se non quadrano i conti, è chiaro che è insopportabile sentire tanto paternalismo verso i giovani che escono tardi di casa. Mettiamoli in condizione di costruirsi un futuro dignitoso. Lavoriamo per limitare i contratti a termine, lavoriamo come stiamo facendo con i colleghi in Parlamento per un salario minimo che dica che sotto una certa soglia non si può nemmeno chiamare lavoro. Lavoriamo per sanare queste ferite e lavoriamo per una cosa in più, perché adesso visiteremo una bella realtà. E io vi dico che quando eravamo in mezzo alla pandemia, con responsabilità di governo, quindi a dover prendere scelte anche difficili, no?
Io dico che noi non ce l'avremmo fatta a rialzarci come comunità senza lo straordinario contributo dei saperi, dei volontari, del terzo settore, dell'associazionismo e delle organizzazioni di volontariato, perché hanno portato una spesa dove da soli non saremmo arrivati, hanno portato un medicinale dove da soli non saremmo arrivati, però non ci si può ricordare di loro solo nel momento in cui si ha bisogno di una mano. Bisogna investire di più anche per sostenere quel tessuto associativo che ci aiuta a non lasciare davvero indietro nessuno nelle nostre comunità. Ecco, l'esempio che vediamo oggi è un esempio che parla di questa storia, di come si può tenere insieme rigenerazione, riqualificazione urbana, stare nei quartieri dove c'è più bisogno, no? Ma al contempo inserire al lavoro le persone più fragili, che hanno bisogno di una possibilità. Ecco, questo vuol dire fare un'inclusione. Alla destra che governa questa regione e questo paese, voglio dire una cosa chiara, che è incredibile che la storia d'Italia non gli abbia ancora insegnato che la società più sicura, visto che sono appassionati di sicurezza, è la società più inclusiva, è quella che non marginalizza, non discrimina, non lascia indietro nessuno. Allora, siccome loro, diciamo, sono al governo, sono la destra e stanno facendo la destra, bisogna che noi ricostruiamo la sinistra, bisogna che noi ne facciamo una sinistra nuova che stia al passo degli ultimi di capisca bisogno per trovare soluzioni. E lo facciamo con l'idea innovativa di mescolare le nostre culture politiche, che sono tante, sono belle, sono plurali, vanno preservate, però domandando a tutte e tutti una cosa: noi pensiamo che questo modello di sviluppo vada bene così o pensiamo che stia alimentando le diseguaglianze e distruggendo il pianeta? Perché siccome pensiamo questa seconda, perché altrimenti vuol dire che viviamo dall'altra parte, no? Siccome pensiamo questa seconda, oggi dobbiamo avere coraggio e speranza che possiamo cambiare questo partito, possiamo cambiare questo paese. Oggi abbiamo perso le elezioni, lo dobbiamo fare dall'opposizione, non facendo sconti a questo governo e accanto ad ogni critica affiancare una proposta alternativa, perché siamo fatti così. Però mentre lo facciamo non perdiamoci d'animo, perché io attraverso questo paese da sud a nord sto girando in tutte le regioni e vedo tanta speranza di ricostruire un nuovo ponte intergenerazionale, vedo tante persone che si stanno iscrivendo al Partito Democratico, chiedo a chi di voi non l'ha ancora fatto di farlo per aiutarci a cambiarlo, perché il primo turno, diciamo, la prima fase di questo congresso si tiene, come sapete, nei circoli, ed è la fase più bella, dove si discutono le mozioni e si confrontano le varie candidature, poi si vota e solo le 2 candidature più votate nei circoli arriveranno alle primarie del 26 febbraio, dove invece possono votare tutte le elettrici e tutti gli elettori. Quindi io vi chiedo, se volete darci una mano, è un progetto collettivo, guardate, non abbiamo bisogno né di un uomo solo al comando, ne abbiamo avuti tanti, né di una donna sola al comando, lo dico a chi governa, abbiamo bisogno di un'intelligenza collettiva, abbiamo bisogno di una leadership femminile e femminista, a differenza di Giorgia Meloni, che anziché aiutare le donne le colpisce sulle pensioni, restringendo opzione donna, discriminandole sul numero dei figli, a cui noi invece oggi insistiamo a chiedere un congedo paritario pienamente retribuito di 3 mesi, come fanno in Spagna. Perché è inutile che ce la raccontiamo. Oggi Giorgia Meloni parla di sostenere l'occupazione femminile, quello è il modo per sostenere l'occupazione femminile, cioè smettere di non vedere che negli anni in cui qualcuno ci raccontava che bisognava risparmiare sul welfare perché c'era la crisi, ed è stato un errore clamoroso, perché il welfare, cara destra, non è un costo, è un investimento ed è il più importante per le nostre comunità. Ecco, non è che si è smesso di avere cura delle persone più fragili, delle persone non autosufficienti, delle persone anziane, delle persone con disabilità, no, ma quella cura è stata relegata soprattutto sulle spalle delle famiglie e dentro le famiglie soprattutto sulle spalle delle donne, e i risultati si vedono anche in termini economici. Guardate, non ne facciamo solo una questione di diritti, è una questione di opportunità economiche mancate, e vedo tante che qua capiscono bene quello che sto dicendo, perché l'hanno vissuto sulla propria spalle, sulla propria pelle per tutta la vita. Adesso basta, adesso proviamo a liberare le migliori energie della nostra comunità, a vivere in una società paritaria che ha un cruccio, quello che è scritto nell'articolo 3 della nostra Costituzione italiana, laica, repubblicana e antifascista, perché bisogna anche ricordare che la nostra è una Costituzione antifascista. L'articolo 3 dice principio di uguaglianza, dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. La storia che abbiamo qui intorno parla di persone che tutti i giorni si impegnano per rimuovere gli ostacoli, per cercare di migliorare per quanto possibile la vita delle persone e la vita del pianeta, perché il terzo grande tema, e chiudo, su cui stiamo insistendo: contrastare le diseguaglianze, ridare dignità al lavoro e ritrovare un equilibrio col pianeta.
non possiamo permetterci nient'altro, perché altrimenti alle prossime generazioni noi daremo un mondo che non è abitabile. Ecco, se ci crediamo fino in fondo vuol dire avere il coraggio, ad esempio, di fare parole chiare. Noi non abbiamo bisogno di passare dalla dipendenza dalle fonti fossili di Putin alla dipendenza dalle fonti fossili di qualcun altro. Abbiamo bisogno di investire nell'efficientamento energetico, che vuol dire risparmiare in bolletta e far abbassare le emissioni che fanno male al pianeta, ma fanno male anche alla nostra salute, lo sapete. La seconda grande questione è quella, diciamo, dell'economia circolare, come accompagniamo le imprese anche in un territorio vivace come questo, che vive della piccola e media impresa, come le accompagniamo a fare gli investimenti che servono per ridurre l'impatto negativo che le attività umane hanno sull'ambiente. Non è difficile. Tante imprese in Italia le stanno già facendo anche se la politica non le ha viste. Sono più di 400.000 ad alta intensità di lavoro che stanno innovando i processi, riducono i cicli di rifiuti, si occupano di comunità energetiche, si occupano di produzione di energia pulita e rinnovabile. Ecco, conviene anche a loro, conviene a tutti noi. Ecco, io vi chiedo se vi volete impegnare con noi, avete questa strada. Noi abbiamo fatto un sito, si chiama partedanoi.it, per cui potete aiutarci, far parte di questa larga comunità che ha superato le 22.000 persone in tutta Italia, pensate, quindi c'è tanta partecipazione e tanto entusiasmo. Non ci siamo dati per vinti, anzi, forse proprio nel momento dopo una dura sconfitta che ci si rialza e si ha la curiosità di diventare giorno per giorno migliori prendendosi per mano. Io lo dico anche ai militanti e alle militanti che sono qui. Mi sto candidando a questa segreteria con lo stesso identico spirito con cui 10 anni fa abbiamo iniziato a chiedere in questo partito di dare maggiore ascolto alla base, perché senza la base non ci sono le altezze. Ecco, è quello stesso spirito che porto avanti, è quello con cui ci siamo conosciuti, ecco, molti anni fa con alcuni di voi mentre camminavamo, no, da queste parti per raccontare anche l'idea di trasformare l'Europa in una cosa più vicina ai bisogni delle persone, un'Europa più sociale, un'Europa del lavoro, della salute, e finalmente oggi si vede qualche passo in avanti. Ecco, il resto lo dobbiamo fare noi. Io vi chiedo soltanto questo, vedo Daniele, un saluto, sono tanti anni, io vi chiedo solo questo, ci credo molto ma io non basta, e siccome ho bisogno di voi, fatela con noi questa strada, perché ne vale la pena, vale ancora la pena di credere nella politica, perché se non ti occupi più di politica, la politica si occupa comunque di te, e quindi mettiamocela tutta. Grazie a tutti e a tutti voi di esserci. È una minoranza che sta governando. Ma che Renzi l'ha voluto in Italia, non lo votare Fa piacere che sia Però bisogna dirlo oggi. quanti anni che ci